5 chilometri alla conclusione. Finalmente vediamo che è stato possibile effettuare il collegamento con le telecamere in movimento, quindi riepiloghiamo la situazione. Fignon, eccolo qua, Fignon è solo al comando, al suo inseguimento un gruppetto che è composto da Giovannetti, Amstin, Giupponi, Zimmerman e Chioccioli a 20 secondi in conti. E intanto preghiamo Battaglin, vincitore del Giro d'Italia dell'81, e il commissario tecnico Alfredo Martini di rimanere accanto a noi. Con loro cercheremo di riepilogare, di commentare le fasi più importanti di questa tappa. A questo punto noi rimaniamo con le immagini, augurandoci appunto di poter rivedere i corridori sino alla conclusione. Maria, e per Maria intendo la Canins, mentre ecco la situazione in vetta al passo di Campolombo, Gran Premio della Montagna a quota 1875, dopo 121 km di corsa. Giupponi davanti a Giovannetti e Chioccioli. Dove sono i corridori in questo momento? Adesso mi sembra che sono in vista di Corvara, per cui mancheranno sino 3 km all'arrivo. Diciamo, tra un momento arrivano e vediamo chi è il vincitore. Signore, lei ha parlato di questo strappo finale. Ma senz'altro bello vedere adesso questo gruppetto, perché per il finale è più spettacolo per tutti i telespettatori e per tutti noi che siamo qui a guardare. Sicuramente uno strappetto che non è proprio durissimo, però qualcuno si può impiantare, qualcuno può guadagnare ancora 4-5 secondi anche. Siamo a 3 chilometri dalla conclusione con questa situazione. Laurent Fignon all'attacco, lo vedete in testa al gruppetto che però lo sta riprendendo. Al suo inseguimento Marco Giovannetti, Andrew Amstin, il vincitore del Giro dell'anno scorso, Flavio Giupponi, il migliore dei nostri. Per tradizione nelle ultime stagioni Flavio Giupponi è stato il più regolare e è sempre stato il primo in campo nazionale. Poi lo svizzero Urs Zimmerman e Franco Chioccioli a 20 secondi da questo gruppetto. Conti, vi sembra che sia una tappa importantissima, una tappa che apre nuovi orizzonti, nuove problematiche per questo Giro d'Italia? Rientra in gioco anche Amstin, mentre Fignon dovrebbe balzare al comando. Eccolo qua, Fignon, nella scia di Fignon c'è Chioccioli. Vi riassumiamo numeri di gara e gruppi sportivi di appartenenza degli uomini al comando. Laurent Fignon della Super U, numero di gara il 201, Marco Giovannetti della Seur, numero di gara il 191, Andrew Amstin della 7-Eleven Vamash, numero di gara l'1, Flavio Giupponi 143 della Malvor Sidi Colnago. Poi con il 61 lo svizzero Urs Zimmerman. Ecco Giovannetti della Carrera con il numero 84, Franco Chioccioli della Del Tongo alle spalle di questo gruppetto, mentre ora vedete in ultima posizione con la maglia rossa Flavio Giupponi. Ecco Amstin con il caratteristico casco usato dagli statunitensi a 30 secondi. Conti, che è il numero 181, casco, apre un break sul casco. Gli americani fanno le cose veramente sul serio con questi caschi che sono realmente dei caschi. Io penso Gavia, ma quasi. E intanto Zimmerman perde contatto. Eccoci in vista dello strappo finale e ancora Fignon che attacca, vedete Chioccioli con la maglia gialla. Attacco di Giupponi, ecco qua Giupponi, Flavio Giupponi all'attacco, mentre Zimmerman perde 50 metri dal gruppo degli inseguitori. Flavio Giupponi, che ieri aveva perso terreno, aveva perso una posizione, va all'attacco nel tratto finale. In classifica generale il lombardo Giupponi è in sesta posizione a 2 primi e 51 secondi. Non aveva fatto grosse cose in questa stagione. Giupponi aveva finalizzato l'annata proprio in vista del Giro d'Italia. Ed eccolo qua all'attacco Giupponi che dopo un'infinità di piazzamenti, Giupponi era sempre stato un corridore considerato tranquillo che non prendeva l'iniziativa, oggi va all'attacco. Sta attraversando un momento bellissimo e quindi ha aumentato anche lo spirito agonistico. Io penso che sia sicuro di sé, di quello che sta facendo. Allora Giupponi all'attacco, all'inseguimento di Giupponi, Giovannetti, Amstin, Fignon e Chioccioli. Ha perso contatto Zimmerman
in pesante ritardo Breaking, che perde la maglia rosa che dovrebbe andare a Laurent Fignon. Uso il condizionale perché finché non vedremo qui sul traguardo i corridori non potremo giustamente valutare i ritardi. Intanto ecco la scheda: Bergamasco sesto in classifica generale a 2,51, una vittoria nella scorsa stagione. I punti della Federazione Internazionale Ciclismo Professionisti 120, che lo piazza in 100ª posizione. Professionista dall'85, altezza 1,73 per un peso forma intorno ai 60 kg. Giupponi all'attacco, Giupponi ormai in vista del traguardo finale. Ed ecco il bergamasco Giupponi che coglie la prima importante vittoria della sua carriera, mentre il gruppetto degli inseguitori si sta avvicinando. C'è Fignon che si avvicina, recupera terreno, ma è Giupponi che vince. Al primo posto Giupponi, secondo è Laurent Fignon, poi al terzo posto Emsin, al quarto posto Giovannetti, poi vediamo Zimmermann che ha recuperato i 50 metri di ritardo e dietro a Zimmermann Chioccioli. Questo è l'ordine d'arrivo e adesso Adorni, hai fatto partire il cronometro, è importantissimo, attenzione, quando Breaking è segnalato all'ultimo chilometro, ricordiamo 53 secondi il ritardo di Fignon da Breaking. Attenzione, a questo punto non ci sono più dubbi, Laurent Fignon è la nuova maglia rosa. Poi del crollo di Breaking ne parleremo successivamente. Vediamo, ecco Conti, ancora Conti tra i primi. Vediamo Cyril Guimard che sta controllando, non riesce a trattenere i nervi, vediamo che sta litigando con un addetto all'organizzazione. Giupponi vince, ecco Anderson, l'australiano Phil Anderson, mentre Amstin riprende velocemente il traguardo. Questa è una iniezione di morale, 125 metri, sembrava addirittura in procinto di frenare, fermarsi, è Post che l'ha redarguito, l'ha richiamato, ora sta riprendendo piano piano la propria pedalata, ma è stato un momento drammatico. A te Adriano. Ed ecco in fondo al rettilineo ormai Breaking, il ritardo di Breaking è di 5 minuti 30 secondi per Breaking con l'impermeabile verde. Ora la regia inquadra questo arrivo, mentre davanti a lui è Peters. Ecco Breaking, le ultime terribili, drammatiche pedalate di Breaking. Viene 5 primi e 50 secondi Breaking che si accascia subito dopo la conclusione. Fred De Bruyne, il massaggiatore, non riesce più neanche. 5 primi e 50 secondi il